La casa circondariale di Genova Marassi è nel cuore del quartiere, siamo accanto allo stadio Ferraris, visto come un luogo chiuso naturalmente, è una casa circondariale, all'interno ci sono detenuti, centinaia di detenuti, eppure può anche essere un luogo di speranza, un luogo che guarda all'esterno. E noi siamo qui quest'oggi proprio per raccontarvi due storie di riabilitazione che arrivano proprio all'interno del carcere di Marassi. Vedremo l'attività del Teatro dell'Arca, portato avanti dall'associazione Teatro Necessario, ma anche Radio DJ, la radio di Don Roberto Fischer, che proprio all'interno di questa struttura porta avanti un programma all'interno di Radio Tra le Note, e in tutti e due i casi vengono coinvolti i detenuti, proprio in un processo riabilitativo che in molti casi porta ad alcuni aspetti anche di speranza, di sguardo al futuro, porta a un progetto anche di crescita. Allora entriamo all'interno della struttura, naturalmente il nostro ringraziamento va alla direttrice Maria Milano e a tutta la struttura penitenziaria che ci hanno permesso di poter realizzare questo documentario. Allora venite con me, andiamo all'interno del carcere di Genova Marassi e così vi raccontiamo queste interessanti storie. La prima persona che incontriamo all'interno del carcere di Genova Marassi è Alessandra Arcuri, vice comandante. Buonasera. Buonasera. Allora, l'importante è che all'interno di una struttura carceraria le persone hanno comunque la possibilità di una riabilitazione, ossia non vengono abbandonate lì a scontare la pena, ma hanno, come dire, la possibilità naturalmente di una ripresa sociale, di studio e anche lavorativa. Questo è importante, si sente comunque anche questo aspetto di trattamento da parte vostra. Certo, questa è una delle nostre, è la nostra mission, quindi non solo dare una speranza alle persone che comunque hanno avuto dei problemi giudiziari che hanno portato poi all'ingresso in un istituto penitenziario, ma soprattutto è la norma che, diciamo, ce lo impone, quindi la speranza, quindi la possibilità di dare una prospettiva diversa rispetto a un stato detentivo medio-lungo termine è fondamentale. Abbiamo diverse attività in corso nell'istituto e tutte con una progettualità che appunto prevede o dei corsi scolastici o delle attività esterne, quindi c'è proprio la società esterna che entra all'interno dell'istituto per diciamo, iniziare dei percorsi e dare una possibilità di rieducazione e risocializzazione alle persone, in modo tale che una persona che ha avuto un contatto con un istituto penitenziario, con l'istituzione penitenziaria, abbia poi, una volta uscito, una possibilità maggiore di reinserimento sociale. Facciamo qualche esempio concreto, partiamo proprio dal mondo della scuola, come funziona qui dentro? Allora, ci sono diversi corsi scolastici che partono dai corsi di alfabetizzazione fino al polo universitario che è stato istituito di recente proprio nell'istituto proprio una succursale scolastica di un istituto genovese all'interno dell'istituto di Marassi. Abbiamo una percentuale abbastanza alta di detenuti che partecipano alle attività scolastiche e è importante vedere come le persone all'interno di corsi scolastici non solo acquisiscano delle competenze specifiche del corso che stanno facendo, ma dia la possibilità intanto di avere un contatto anche con le altre persone detenute, ma poi di avere un contatto reale di diciamo, collegamento con l'esterno, perché il corso scolastico riporta molto la persona a una cosa normale, no? A un corso che fuori è d'obbligo fino a un certo punto e poi è facoltativo, però è importante questo parallelismo, no? Questo parallelismo con la normalità esterna rispetto all'interno, dove invece la chiusura rende difficile poi invece attuare dei programmi di questo tipo. Quindi ad esempio quali corsi possono frequentare? Allora, iniziando dal corso di alfabetizzazione, quindi proprio elementare, la scuola media e la scuola superiore di due tipi, un tipo dal punto di vista ottico, quindi tutta la specializzazione, diciamo, dal punto di vista dei laboratori di ottica, il corso odontoiatrico, quindi che prevede poi la possibilità di sempre agire all'interno
all'interno dell'istituto con, diciamo, affiancando, no, tutta la parte della cura dentistica dei detenuti, e fino al polo universitario, dove c'è proprio, diciamo, è stato istituito una convenzione con l'Università di Genova che prevede la possibilità per i detenuti, che ovviamente hanno i requisiti per accedere ai corsi universitari, di proseguire gli studi o iniziare addirittura gli studi in questo istituto e proseguirli poi all'esterno una volta fuori. Gli insegnanti da dove arrivano? Gli insegnanti sono esattamente gli stessi che sono fuori, quindi per quanto riguarda i corsi scolastici, per dire delle superiori, medie, elementari, sono le scuole, sono come se fosse una struttura succursale della scuola esterna. Per quanto riguarda il polo universitario c'è un referente dell'Università di Genova che si occupa della gestione ovviamente degli iscritti e dei corsi proprio scolastici, scusate, universitari, quindi proprio delle lezioni frontali uguale fuori, esattamente. Ecco, questo è importante per loro, come diceva, come contatto con la realtà e la vita quotidiana. Sentite anche delle storie come dire, anche di felicità di poter seguire questi corsi? Assolutamente sì, il nostro è un lavoro che ha una mission molto complicata, nel senso che abbiamo ovviamente, essendo una forza di polizia, abbiamo una competenza dal punto di vista della sicurezza dell'istituto, ma abbiamo anche tutta, diciamo, facciamo parte del trattamento, quindi siamo parte proprio integrante del trattamento della persona ristretta della libertà personale. Quindi viviamo un po' le loro storie, no? E le viviamo come dai loro racconti, perché in un colloquio spesso emergono poi dei tratti della persona che derivano dal vissuto che questa persona ha avuto, e non possiamo non farci contagiare, no? Un po' da queste storie. Ad esempio, una storia che mi viene spesso in mente è di un detenuto che è lontano dalla famiglia, è un detenuto italiano, che all'interno dell'istituto ha fatto un percorso veramente positivo, un percorso che nonostante la pena sia ancora lunga, l'ha portato proprio a rivisitare, a ripensare a tutta la sua vita, la sua storia. Lui ha dei figli, ha una moglie in Italia, e a riprendere i contatti con la famiglia. Quindi all'esterno il reato aveva allontanato ovviamente questa persona dalla famiglia. L'istituto penitenziario, il vivere la vita del carcere, l'ha fatto ripensare a tutto quello che era successo e a riprendere i contatti con la famiglia. Quindi è una storia positiva, una storia che spesso per fortuna si ripete e che dà una speranza anche a chi invece magari la famiglia la lontana o è difficile uscire poi dal circuito delinquenziale una volta anche che si è fuori. Quindi è un buon messaggio questo. Il contatto con la scuola può essere importante anche per riprendere, come dire, un orizzonte e la possibilità di studiare. Poi immagino ci sarà anche l'aspetto lavorativo, ecco, in questo senso le attività di riabilitazione quali possono essere? Sì, la possibilità di accedere a un'attività lavorativa è assolutamente importante. Il lavoro è un elemento del trattamento penitenziario e come tale è fondamentale. Purtroppo i numeri dei detenuti che accedono alle attività lavorative sono ancora relativamente bassi, sia per una questione di fondi, sia per una questione proprio di numeri, perché i detenuti comunque ad oggi abbiamo circa 700 detenuti ristretti nel carcere di Marassi, e quindi si capisce bene la difficoltà di una turnazione di questi. Le attività lavorative sono attività interne, quindi prettamente di operatore ecologico, di addetto alla cucina, quindi attività, diciamo, fondamentali per il proseguio della vita all'interno dell'istituto penitenziario, o anche attività che portano poi in articolo 21, quindi all'esterno dell'istituto, o comunque sempre, diciamo, all'interno, ma in attività che portano fuori dall'area detentiva. Un esempio che mi viene in mente di un altro, per ritornare alla domanda di prima, un detenuto che ha avuto una condanna per reati di stupefacenti con una famiglia italiana, lui genovese, oggi è in semilibertà, quindi ha la possibilità di trascorrere la giornata fuori dall'istituto penitenziario e ha un contratto di lavoro con una ditta edile esterna che avrà uno sbocco sul futuro, quindi lui ha un fine pena neanche tanto vicino, perché è un 2021,
e però ha già una buona prospettiva di vita e di ripresa esterna. Ecco, ci sembra di capire che è fondamentale il contatto dell'istituto con il mondo esterno, quindi scuole, ma anche penso associazioni e così via. C'è tutto un mondo intorno a Marassi. Assolutamente sì, c'è un mondo intorno a tutti gli istituti penitenziari e sempre più importante il contatto tra la società esterna e il mondo del carcere. Noi abbiamo diverse associazioni che collaborano con l'istituto da sempre, praticamente mi viene in mente la Veneranda Compagnia di Misericordia, che ringrazio ovviamente per l'attività che fa per noi, ma comunque tutti i volontari che accedono in istituto e tutte le associazioni, compreso Teatro Necessario, la Fondazione Rava, che hanno collaborato anche per un tempo determinato con l'istituto e hanno permesso alle persone ristrette dalla libertà personale di avere davvero una prospettiva futura, di avere comunque qualcosa in più. È importante che la società conosca come funziona l'istituto penitenziario, come funziona il mondo carcere, proprio perché il mondo carcere non è un'isola sperduta, ma è solo un ponte, è un passaggio, perché le persone che sono dentro oggi, domani sono fuori. Ci può fare un esempio concreto di un'attività interna al carcere? Sì, noi abbiamo un panificio all'interno dell'istituto penitenziario dove lavorano dei detenuti assunti da una cooperativa, quindi c'è stata proprio la volontà di un imprenditore genovese di investire all'interno dell'istituto con una produzione massiccia di pane, focacce e dolci che vengono comunque venduti nei supermercati genovesi e quindi diciamo questa è una bella prospettiva. È importante, come si diceva prima, che la società esterna si interessi all'istituto penitenziario e investa sull'istituto penitenziario. Noi tra poco andremo a visitare due attività interne al carcere, il Teatro Necessario e la radio con Don Roberto Fischer, quest'ultimo è una novità di qualche mese, anche queste sono tutte attività di riabilitazione importanti, in particolar modo penso alla radio, come dire, che si esce via etere dall'istituto verso l'esterno. Sì, come tutti i cambiamenti e tutte le aperture in un'istituzione totale come il carcere spesso lasciano stupiti all'inizio, no? Invece poi vedendo come funzionano è una grande soddisfazione. Il teatro è stato costruito proprio all'interno delle mura di cinta ed è un teatro dove accedono sia le persone detenute sia persone esterne, quindi ci sono spettacoli proprio per le persone esterne, quindi è un teatro sul territorio. Fa parte proprio del territorio genovese. L'audioteca invece è una scommessa che Don Fischer ha ovviamente vinto, come fa sempre, e che vede proprio la partecipazione e la possibilità per i detenuti di accedere a questa sala dove possono ascoltare della musica ed è importante proprio la finalità del progetto, quindi il capire un po' le emozioni, no? Quello che uno vive all'interno, che il detenuto vive all'interno dell'istituto, perché spesso rimangono un po' nascoste. Attraverso l'arte, attraverso la musica si riesce a tirare fuori quello che rimane un po' nascosto all'interno di un'istituzione totale. Ecco, tutto questo immagino dia anche molto valore al vostro lavoro, ci vuole anche delicatezza in tutto questo. Sì, come ho detto prima è un lavoro molto particolare. Abbiamo due anime, un'anima dedicata alla sicurezza e un'anima dedicata al trattamento. Parte dalla norma, la nostra mission, e poi si cala nella realtà. Devo veramente fare un plauso a tutto il personale che opera all'interno degli istituti di Marassi, ma di tutto il territorio nazionale, perché ci vogliono delle competenze, proprio delle doti personali fuori dal comune, sia per mantenere la sicurezza all'interno degli istituti, sia per garantire la dignità della carcerazione alle persone che per motivi più disparati hanno avuto problemi con la giustizia e quindi sono stati ristretti e limitati nella libertà personale. Bene, grazie. Allora, teatro e radio, andiamo a visitare questi spazi.
Siamo di fronte al Teatro dell'Arca, che è stato ricavato quello che era un tempo un cortile abbandonato. Adesso appunto c'è proprio un'attività di teatro che coinvolge l'associazione Teatro Necessario e i detenuti del carcere di Genova Marassi. E siamo con la presidente dell'associazione Teatro Necessario, Mirella Cannata, che saluto e ringrazio innanzitutto anche della possibilità di visitarlo. No, grazie a voi di essere qua. È una bella opportunità per i detenuti, intanto possiamo dire questo. Sì, assolutamente. I detenuti vengono in teatro a svolgere diverse attività, sia come attori, quando prepariamo e allestiamo i nostri spettacoli conducendo dei laboratori che durano circa un anno, sia come tecnici, perché qui vengono attivati anche dei corsi di preparazione, di formazione nei mestieri del teatro, quindi scenotecnica, fonica, macchinista, eccetera, e sia come spettatori quando mettiamo in scena gli spettacoli nostri e di compagnie esterne. Adesso facciamo un passo indietro, cominciamo a parlare dell'associazione Teatro Necessario. Quando nasce? Allora, l'associazione vera e propria nasce nel 2009, ma in realtà l'attività è iniziata molti anni prima, nel 2005. Nel 2005 eravamo appoggiati alla nostra scuola, il Vittorio Emanuele Ruffini, che è attiva qui da molti anni con i corsi professionali. Poi, essendo il progetto che insomma cresceva di anno in anno, abbiamo pensato di fondare questa associazione Teatro Necessario proprio per dare stabilità a queste attività del teatro nel 2009. Dopodiché c'è stato il passaggio al creare un vero e proprio teatro qui nel carcere di Marassi. È stato un percorso lungo. Allora, è stato un percorso, noi l'abbiamo intitolato questo un po' un'utopia che è diventata realtà, nel senso che dopo un po' di anni ovviamente svolgere le attività, questo è un carcere che non dispone di grandi spazi all'interno, è una struttura dell'Ottocento costruita insomma con altri criteri. Allora la direzione aveva proposto di verificare la possibilità di costruire un teatro in questo spazio che è un cortile abbandonato che veniva utilizzato come discarica. Qui c'era un muro che chiudeva questo cortile, quindi era abbandonato. Già, questo di per sé è straordinario, perché costruire un teatro in generale è difficile dentro un carcere poi. Sì, ci sembrava impossibile, perché poi qui per costruirlo abbiamo dovuto abbattere un muro. Questo muro è diventato un po' il simbolo, no? Abbattere un muro concretamente e simbolicamente, no? Per creare questo ponte con l'esterno, e poi costruire, cioè fare entrare qui tutte le attrezzature, i macchinari, le imprese che hanno costruito. Le autorizzazioni sono state comunque molto, insomma, come dire, complesse gli anni come sono stati, cioè dall'ottenere l'autorizzazione e poi all'apertura vera e propria. Esatto, allora poi i lavori sono iniziati nel 2013 e l'inaugurazione vera e propria è avvenuta nel 2016, il 5 maggio era proprio anche il 10° anno di attività nostra, e nel 2016 è stato inaugurato, quindi ha avuto le autorizzazioni poi per il pubblico spettacolo, perché questo è uno spazio che è aperto anche all'esterno, al pubblico esterno, quindi doveva avere le autorizzazioni dei Vigili del Fuoco, del pubblico spettacolo del Comune di Genova, insomma, e della Soprintendenza. E le persone possono partecipare, come avviene questo? Sì, questo è un teatro del quartiere, ancora oggi molti non ne conoscono l'esistenza, no? Qui del quartiere di Marassi, non sanno che c'è un teatro proprio qua, però piano piano questa invece sta diventando una realtà conosciuta. Per entrare occorre ovviamente prenotarsi con un po' di anticipo, perché chiaramente si entra all'interno di un istituto penitenziario, quindi occorre iscriversi in un apposito link del nostro sito, e 2 giorni prima con i propri dati, in modo tale che l'amministrazione penitenziaria possa poi dare l'autorizzazione all'ingresso. Però poi è molto semplice, una volta iscritti si entra da via Clavarezza, c'è una porta proprio adiacente e si possono assistere agli spettacoli. Quindi di per sé è sbagliato dire che è il teatro del carcere, è un teatro della città. Esattamente, nel senso che effettivamente è un teatro sia del carcere ovviamente, ma aperto alla città, fa parte diciamo così, appartiene alla città, la città può entrare ed è veramente una grande opportunità per la cittadinanza, per l'esterno, conoscere questa realtà all'interno e per noi di poter insomma aprire le porte alla città. In generale, quanti detenuti sono coinvolti nelle varie attività del teatro?
Allora, noi ogni anno iniziamo un progetto dall'inizio, nel senso da capo. Abbiamo la nostra compagnia, la compagnia di attori detenuti si chiama la compagnia Scatenati, o Scatenati, dipende da come la vuoi leggere. Comunque, la compagnia Scatenati è composta da detenuti e da qualche attore esterno professionista che accompagna per un anno, diciamo, il percorso degli attori detenuti. Di anno in anno però noi riapriamo le iscrizioni, quindi tranne qualcuno che magari segue per qualche anno consecutivo il percorso, ricominciamo da capo, quindi si iscrivono, sono circa una trentina, naturalmente poi devono avere i requisiti per poter accedere all'articolo 21 esterno per poter uscire, perché poi noi lo spettacolo lo portiamo fuori anche proprio in un teatro, il Teatro della Corte, e quindi diciamo da queste 30 persone detenute poi vengono, come dire, orientate in base un po' alle loro capacità, quindi chi fa l'attore, chi fa il tecnico, chi fa il costumista e così via. Ecco, ma loro che cosa dicono di questa possibilità che è di speranza e di futuro? Che testimonianze raccogliete? Allora, onestamente all'inizio le persone detenute che si iscrivono, no, a questo, diciamo così, rispondono all'avviso, no, dell'inizio dell'attività, lo fanno un po' per curiosità, un po' perché così escono dalla stanza di detenzione, no, si chiama così, no, comunque le celle, ecco, per passare il tempo, per incontrare gli altri, insomma, per tanti motivi, no? Naturalmente la prendono magari all'inizio un po' più per gioco, no? questa attività. Poi, man mano che si va avanti, noi abbiamo il regista Sandro Baldacci, che è il conduttore anche dei laboratori, il musicista Bruno Colli, sono professionisti molto rigorosi e quindi man mano si rendono conto che invece è un gioco ma molto molto serio, e quindi scatta poi la responsabilità. Il senso di responsabilità. Noi abbiamo avuto casi di detenuti che nel frattempo sono usciti per fine pena o per motivi diversi, misure alternative, e hanno chiesto di continuare a seguire, a rientrare, quindi, no, 3 volte alla settimana, per poter concludere questo percorso. Quindi diciamo che c'è veramente poi una grande crescita in loro dal punto di vista umano, personale, professionale, il contatto poi con persone, professionisti esterni. Alcuni di loro ad esempio lavorano, hanno avuto delle borse lavoro e lavorano per il Teatro Nazionale ad esempio, e questa è una grande opportunità di reinserimento. E a voi chi vi aiuta anche come fondi, come possibilità di andare avanti? Allora, innanzitutto ci aiuta la direzione della casa circondariale, tutto il personale, la polizia penitenziaria. Senza un gioco di squadra e di, come dire, condivisione, no, di questo progetto non si andrebbe da nessuna parte. Quindi diciamo in primis la direttrice spesso dice, no, non ci dovete ringraziare perché siamo un team, no, in questo senso. Dal punto di vista economico noi ogni anno chiediamo sostegno, lo chiediamo ai nostri sostenitori, diciamo, storici, che è la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Carige, il Comune di Genova, la Regione Liguria, che ha fatto tanto perché anche attraverso i bandi europei, no, ha dato vita a dei percorsi di formazione, chiediamo il 5 per 1000, facciamo raccolta, insomma è molto faticoso perché chiaramente il teatro non può vivere, non è un'attività commerciale e quindi occorrono i contributi, però c'è anche da dire che dopo tutti questi anni noi abbiamo acquisito una credibilità sia a livello diciamo, cittadino, ma anche adesso anche a livello nazionale, quindi insomma il sostegno quando è possibile ci viene riconosciuto, ecco. E tornando all'associazione, nel lontano 2009 o 2005, come lei diceva, come nasceva questo desiderio di fare teatro con i detenuti, se ci sono state anche altre realtà che vi hanno dato lo spunto? Sì, sicuramente la realtà, diciamo, che ha poi ispirato, no, in questa direzione è la realtà del carcere di Volterra. A Volterra esiste da 30 anni una compagnia di attori detenuti con Armando Punzo e la compagnia della Fortezza, e noi avevamo assistito a degli spettacoli della compagnia
Compagnia della Fortezza, e in effetti abbiamo pensato di introdurre un primo laboratorio qui all'interno, perché effettivamente noi l'abbiamo chiamato il teatro necessario, perché subito ci siamo resi conto che il teatro non era solo un'opportunità, ma era necessario alle persone detenute per tutta una serie di ragioni, e loro sono necessari al teatro, perché quando si lavora con loro, che non sono attori professionisti, magari non avranno una buona dizione, non avranno una scuola professionale dietro, ma hanno una forza, un'energia, un'autenticità che a volte dal punto di vista emotivo supera quella dei magari professionisti, no? Diciamo normali, ecco, e questo ci ha spinto ad andare avanti. Il Teatro dell'Arca invece perché? Ecco, il Teatro dell'Arca è per due ragioni. Il primo perché è tutto in legno, come potete vedere questo è un teatro completamente rivestito di legno. La parte interna che è stata poi costruita dai detenuti, mentre la parte esterna, per la parte esterna abbiamo coinvolto delle ditte, ovviamente delle ditte esterne, la Cosmo, una ditta che ha costruito tutte le parti, diciamo, esterne. L'interno è stato realizzato dai detenuti, seguiti da un'associazione che collaborava con noi, che collabora tuttora fuori scena, che gestiva la falegnameria. Qui c'è una falegnameria e quindi attraverso la falegnameria abbiamo costruito anche le gradinate tutte in legno, quindi, insomma, e questo è il motivo. Poi Arca ovviamente è un nome simbolico che rimanda a una speranza, alla salvezza e soprattutto all'inclusione, e quindi questo è il motivo. Allora, visto che citava tutti questi lavori, andiamo a visitare il teatro, entriamo all'interno, ok? Ed eccoci all'interno del Teatro dell'Arca, sempre con Mirella Cannata, siamo sul palcoscenico, abbiamo visto anche una panoramica. Intanto diciamo quanti posti a sedere offre. Circa 200 ed è stata costruita la platea sempre da fuoriscena, tutta in legno. E come ci diceva appunto tutto in legno, ci sono le poltrone, insomma è un grande teatro. Sì, le poltrone sono, diciamo, il frutto di una donazione del Cinema Mignon, che quando ha cambiato le sue le ha regalate a noi. Un piccolo aiuto da Chiavari. È stato molto importante, non è un piccolo aiuto perché comprare delle poltrone nuove per noi era impensabile, quindi è stata veramente una bella opportunità. E qui sul palco si vede comunque uno spazio molto grande, anche questo in legno, con tutte le varie strutture, è proprio come un teatro. Sì, sì, è un teatro a tutti gli effetti. Il palco è dotato di attrezzature che possono ospitare spettacoli, diciamo, di tutte le dimensioni. Ovviamente abbiamo anche, come dicevo, una graticcia che permette quindi il cambio dei proiettori. Insomma, diciamo che è stato un teatro progettato per essere un teatro a tutti gli effetti, cioè non è una sala polifunzionale, è un teatro. Noi siamo entrati dall'ingresso, diciamo, principale, quello del pubblico. I detenuti invece possono accedere anche loro dall'esterno, però proprio direttamente dall'istituto carcerario. Sì, diciamo che questo è stata una collocazione. Mi ricordo che l'aveva visitato, era venuto qui a visitarlo intanto Dario Fo, ha partecipato proprio all'inizio dei lavori, è venuto a vederlo, è venuto Monio Vadia che ha notato proprio questo, cioè avete cambiato un po' l'urbanistica, no, del carcere, ed è una posizione davvero fortunata per il pubblico esterno, perché entra da via Clavarezza, e per il pubblico di detenuti che può entrare dal retro attraverso la porta che dà l'accesso direttamente diciamo, all'istituto vero e proprio di detenzione, quindi da dietro. Veniamo infine agli spettacoli. Voi avete appena finito, diciamo, questa stagione. Che cosa realizzate e che cosa portate in scena? Sì, allora l'Associazione Teatro Necessario con la Compagnia degli Scatenati ha messo in scena quest'anno il 12° spettacolo, quindi 12 spettacoli, uno all'anno più o meno. L'Isola dei Sogni, ispirato a Shakespeare, è un film di Cabiddu, La stoffa dei sogni. Questo spettacolo è andato in scena al Teatro della Corte ad aprile per la regia di Sandro Baldacci,
musica, Bruno Colli e tutto lo staff con attori professionisti che lavorano con noi. Però quest'anno, oltre alla nostra produzione, abbiamo realizzato per la prima volta una vera e propria stagione. Ecco, ho in mano proprio la brochure con tutti i vari spettacoli. Prima rassegna dall'Arca di musica e teatro civile. Sì, è stata una sfida che però insomma possiamo dire si è appena conclusa, che è andata bene. La rassegna è stata finanziata tramite il bando Performing Art della Compagnia di San Paolo, poi abbiamo avuto anche un sostegno, un contributo del Comune di Genova e questo ci ha permesso di costruire proprio una vera stagione, divisa in 2 sezioni, note d'autunno e parole di primavera. Naturalmente è una rassegna che aveva l'intento di proporre degli spettacoli con un'identità di impegno comunque civile, perché comunque essendo in questo luogo ci sembrava opportuno che non si vedesse qualunque cosa, ecco, ma un tipo di spettacolo di un certo livello, e quindi questo ha permesso all'esterno di entrare e di conoscere questa realtà. Allora bisogna già pensare alla prossima stagione. Eh sì, siamo già essendo questo un bando triennale, e noi abbiamo appena avuto la conferma della seconda annualità e quindi siamo già di nuovo attivi per la prossima stagione che inizierà a ottobre. Tutti i teatri hanno un'anima, l'anima del Teatro dell'Arca qual è o chi è? È una domanda difficile. L'anima siamo tutti noi, nel senso che è chiaro che per portare avanti un'attività così difficile, così faticosa anche dal punto di vista economico e organizzativo, ci vuole tanta passione. E allora io potrei dire che l'anima è la passione che condividiamo tutti, altrimenti non ce la potremo fare. Vediamo anche dei lavori in corso, una struttura anche molto pulita e ben tenuta. Chi si occupa di tenere a posto il teatro? Ecco, qui abbiamo Lino che è il nostro direttore di scena, responsabile tecnico, che da anni segue il teatro e si occupa della manutenzione, ma anche della direzione tecnica quando usciamo, quindi dirige, diciamo, i lavori anche degli altri detenuti, e lui è cresciuto, diciamo, con questo progetto, si è formato con noi ed è una grande risorsa. Andiamo a conoscerlo, andiamo a intervistarlo. Sì, okay. perfetto, sì. Ed eccoci con Lino che, come dicevamo con la signora Mirella, è un po' l'anima di questo teatro, porta avanti i lavori. Da quanti anni svolge questa attività all'interno di Marassi? 5 anni. E com'è nato il desiderio di fare questo lavoro? All'inizio venivo qua per passare il tempo, dopo man mano è diventata una passione, proprio una cosa... In particolar modo che cosa fa? Tutto. Quindi dalle piccole alle grandi cose, dalle manutenzioni. Tutto, sì. Allestimento, c'è scenografia, luci, tutto. Un'attività che impegna molto durante l'anno. Certo, sì, tutto l'anno. Poi quando non c'è spettacolo c'è la manutenzione del teatro. E vedere anche gli altri ragazzi, gli altri ospiti del carcere che comunque si danno da fare e fanno teatro, che cosa vuol dire per lei? Cosa significa? No, è una cosa bellissima, prima perché chi viene qua non è attore e diventa attore qua sopra. Dopo 8 mesi di prove diventa attore, esce fuori uno spettacolo bellissimo. Se l'avete visto i spettacoli nostri, poi il regista è particolare. Solo lui può fare queste cose. È bravissimo. È un teatro che ha bisogno di manutenzione, come diceva, è grande come un teatro vero e proprio, diciamo, come quelli della città di Genova, quindi bisogna anche stare molto attenti su alcune cose, sulle strutture che stiamo vedendo. Quindi c'è un lavoro che richiede anche una preparazione che lei in questi anni ha acquisito. Sì, ho imparato un po' fuori scena, un po' col corso che ho fatto. Ho dovuto fare un corso. Sì. Sono sempre un autodidatta, però a parte ho imparato più qua dentro che al corso che facevo. Cioè, ho imparato a mie spese qua dentro. Si sente meglio però, certo, sì. Rispetto, diciamo, agli inizi? Quando... Certo. Lei ha una pena detentiva più lunga? Nel 2025. Però è anche una, come dire, lei ha detto una passione, ma anche un'abilità che comunque sta acquisendo. Sì. Come si trova con la famiglia, diciamo, del teatro necessario? Ma per me loro sono una famiglia, no? Carlo, Sandro, Carlo sono persone particolari, speciali. Trovo benissimo, non ho problemi, non mi fanno sentire un detenuto. Anche il fatto che ci siano le persone che vengano dall'esterno, questo è bello, dà anche la possibilità di mantenere il contatto con la vita quotidiana. Sì. Certo, quando facciamo gli spettacoli viene il pubblico, tanto il pubblico conosco che vi è sempre
e ci salutiamo, tutta gente cordiale. E di anno in anno ci sono sempre ragazzi che comunque vengono e vogliono aderire al progetto, cerca di convincerli. Tutti gli anni si stanno. Poi vengono qua, fanno i provini, poi è il capo che decide, il direttore artistico decide chi lo può fare e chi no. Adesso la stagione è finita, quindi ora che cosa ci sarà da fare in questi prossimi mesi? Il giorno al teatro, interno e esterno, e poi a settembre cominciamo con lo spettacolo nuovo. Grazie allora e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Angelo Di Nicola, presente, si accomodi, lei sì che ci sa fare, lei idea perché l'hanno mandata qui, onestamente no, mi credo se c'è scritto, mi dicono un po' di cose, pigro, svogliato, indisciplinato, chiacchierato in classe, ma si può sapere cosa volete da me, volete che resti ora? Oh, come mi sta? Appennello, da oggi tu sei numero 728 e ti cerca di non sfondare. Sì signore, 728. Dai, portalo nel salone, va che vado a dare la sveglia. Andiamo lì, 728, forza. Eccomi qua, ciao, sono sempre io, Leo. Quando ero libero mi nutrivo di calcio e TV, avevo l'abbonamento con Sky e passavo da un incontro di calcio ad un altro. Il calcio era la mia grande passione, lo praticavo. Ed eccoci nella stanza audiovisiva della radio, potremmo dire, proprio del carcere di Genova Marassi. Incontriamo Don Roberto Fischer, tanto grazie per averci ospitato. Grazie a voi. Perché qui si fa un'attività di riabilitazione molto particolare, che è quella appunto della radio, che ha un nome anche interessante, Radio DJ. Che cosa significa? Lo possiamo spiegare agli spettatori? DJ è nato tra l'altro da loro questo nome, perché in inglese significa prigione, quindi richiamando DJ, Radio DJ originale, bisogna dire che è stato proprio un colpo di genio. Certo, certo. Da quanto tempo si lavorava a un progetto di questo tipo per il carcere di Marassi? Allora, all'interno del carcere, insieme a mio amico Stelvio, sono 3 anni che abbiamo dato vita all'audioteca, grazie alla direttrice naturalmente, la dottoressa Milano. E poi dentro a questo spazio di audioteca dove si ascolta musica è nata questa esigenza, essendo che noi abbiamo a monte una radio che trasmette, l'idea di trasmettere anche da qui, fare radio anche qui, perché radio è uno stile, è cultura, è comunicazione, è uscire, ecco. E quindi insomma quale luogo migliore per uscire un po', e allora poi dopo abbiamo partorito, diciamo, questa idea di questa radio. Ecco, infatti dobbiamo fare un passo indietro e spiegare che c'è una radio che si chiama Radio Tra le Note, che trasmette da dove, come funziona? Sì, nasce nella parrocchia dove ero io prima, vice parroco a San Martino, poi diventato parroco, l'abbiamo spostata lì e nel frattempo già portavamo attraverso la musica i nostri valori in luoghi di fatica, di sofferenza, di salita, come ad esempio gli ospedali, e quindi abbiamo iniziato a trasmettere prima dal Gaslini, poi dal San Martino, e nel mio cuore c'era anche di poter trasmettere da qui, dare e ricevere, ecco, e questo penso che sia quello che accade adesso. Quindi venendo a Marassi qua registrate, diciamo, un programma che va poi all'interno di questa radio, che si ascolta dove? Si ascolta sul digitale terrestre, il canale 810, o se no sul web, c'è l'app, il sito. Quali sono i valori che cercate di trasmettere attraverso la radio? Ma innanzitutto una radio che non solo si ascolta, ma ti ascolta, e quindi mi piace che i protagonisti nella radio siano le persone, e non solamente alcuni top player della radio e della musica, ma penso che come Gesù, che dava spazio a tutti, sceglieva tutti e non prendeva i migliori, ma rendeva migliori quelli che sceglieva. Quindi io penso che la nostra radio abbia un po' questo senso, ecco. Lo stile è proprio questo, non è che chiama Albertino, Cecchetto, no? Ma magari chiama Stelvio, ecco, e rende migliori le persone, come ha fatto con gli apostoli, che non ha chiamato i migliori perché probabilmente c'erano altre persone migliori da chiamare, più colte. Ha scelto Pietro e poi di Pietro sappiamo quello che ha fatto, e quindi qui ha scelto noi che forse non eravamo proprio i top, eppure.
E come le rende migliori le persone? Che storie ci puoi raccontare anche che passano attraverso la radio? Guarda, le rende migliori, secondo me, le rende migliori tramite un'opportunità di farti sentire, ecco, che non sei invisibile, cioè dando già la visibilità, ma non intendo quella di un like su Facebook o su Instagram, ma io penso che quando qui è arrivata la notizia che potevamo trasmettere, io mi metto nei loro panni e l'idea cioè in un carcere che qualcuno ti dia un microfono in mano e tu possa raccontare quello che pensi, cioè, è una roba impensabile, e quindi cioè, ti cambia dentro. Al Gaslini ci sono magari famiglie con i loro bambini, vedono questi bimbi che giocano, che fanno dediche, che ricevono telefonate, in un luogo di sofferenza ti trovi a vedere tuo figlio che ride, è felice e vuole tornare, quindi sento questo, ecco, sento il legame che resta, magari qualcuno di loro è già uscito e presto usciranno anche loro e allora ti incontri fuori e sono incontri di amicizia, cioè ti vedi fuori, non è che senti già che ci siamo conosciuti in carcere, mi fai questo favore, sempre incontri gratuiti, quindi, perché se tu dai gratuitamente ricevi anche così, no? Gratuitamente. In carcere quanto tempo si dedica alla radio? Ma abbiamo le 3 ore del giovedì. Quindi in quelle 3 ore facciamo la radio e poi c'è l'audioteca con i ragazzi che ascoltiamo musica. Vediamo la tua strumentazione alle spalle, ci vuoi spiegare che cosa fate? Per esempio oggi c'era anche un tema che avete portato avanti. La TV in carcere, quindi abbiamo il nostro mixer e i nostri microfoni. Capitati quindi nella giornata giusta. Sì, è vero. Sì, la tecnologia aiuta, ecco, per fare radio oggi basta veramente poco, perché il tanto sono loro. Ecco, la strumentazione è importante, ma basta che avere 2 o 3 cosine, quindi anche ragazzi che sono a casa, che non sanno cosa fare, metti su una radio, inventati qualcosa, un canale YouTube, piuttosto che stare lì, no? a girarti i pollici. La tecnologia oggi aiuta. Comunque questo è straordinario, nel senso all'interno di un carcere avere questa attività, come dicevi prima, non so quanti esempi ci siano in Italia, però comunque sul nostro territorio è una cosa abbastanza unica. Sì, penso che sia l'unico in Italia. Ma io quello che penso è che qui ci debba essere la normalità e quindi una radio è normale, ecco. Forse da fuori a volte si ha l'idea che il carcere sia qualcosa di strano, no? Ma io ne ho fatto l'esperienza, ad esempio, da seminarista, quando studiavo da prete mi guardavano come un marziano, perché studi da prete. Allo stesso modo un ragazzo che è in carcere è visto come un marziano, mentre invece siamo tutti uguali, ognuno ha la sua storia, e quindi per me è normale trasmettere da qui. Può sembrare, capisco, straordinario, però... Noi siamo stati qui pochi minuti, però insomma, abbiamo visto anche un momento di socializzazione, anche delle belle voci, insomma, quindi come dicevi è anche un buon momento di contatto con la realtà quotidiana. Certo, ma io lo dico sempre, dove sarebbe Gesù oggi? Dov'è che andrebbe? Sicuramente questo sarebbe uno dei suoi luoghi preferiti. Ci sono dei ritorni di chi ascolta la radio e sente il vostro programma? Sì, ci sono dei ritorni, sono persone che mi chiedono ma si può avere quel ragazzo là a cantare, oppure ma quello ne sa di più, o li conoscono per nome, e quando magari ci capita di incontrarci o uno spettacolo, perché qui c'è il teatro che so che voi avete conosciuto, e quando ci si vede, ma tu sei, anche riconoscendo la voce, e il mio sogno è quello poi piano piano anche di dare più voci all'interno di questa radio, cioè è chiaro che partendo non è che uno si parte e poi che ognuno possa, chiaramente secondo le regole che devono essere sempre seguite, però perché... È un buon risultato anche perché non sono molti mesi che siete partiti, è la novità di quest'anno. Sì, da neanche un anno, dal nuovo anno, diciamo. E quante sono le persone che si alternano, che vengono comunque a questo momento, che coinvolgono? 5 ragazzi, poi noi dietro le quinte, ma non c'è bisogno, sono autonomi. E poi c'è chi lavora veramente dietro le quinte, che è chi insieme a loro prepara i testi, cioè loro scelgono ogni settimana un tema, dobbiamo scegliere il tema, e poi c'è una redazione esterna che comunque fornisce materiale, poi loro ne fanno tesoro, arricchendolo soprattutto con le loro esperienze. Grazie Roberto, proviamo a sentire qualcuno di loro. La crème. Allora, eccomi, sono di nuovo Jonathan. Il mio passatempo quando ero a casa mi piaceva vedere documentari su Discovery Channel o su D-Max, sono sempre programmi che mi attraggono, e più alla sera mi veniva da guardare tipo CSI, Scena del crimine, qualcosa diciamo qualcosa che c'era di novità, cose così, e quindi
mi attraggono sempre questi programmi così. Poi mi capita molto spesso anche di vedere i cartoni animati con i miei figli, quindi un po' mi mettevo nel loro mondo, e anche qualche cartone mi piaceva perché erano carini da guardare con loro in compagnia, insieme anche a mia moglie, così che ogni tanto mi obbligava a vedere i programmi di Grande Fratello, Isola dei Famosi, cose che io proprio non mi piacciono, però ogni tanto la devo accontentare anche a lei, quindi è un passatempo anche piacevole stare con loro e guardare la TV. Allora, per me venire qua il giovedì è un'esperienza che comunque è la prima volta che lo faccio, e la verità la prima volta che ho fatto una registrazione ero imbarazzato, come se ci fosse le persone dall'esterno, però è una bella esperienza perché comunque riesci a interagire anche, magari non fisicamente, però sai che le persone da fuori possono sentire le tue stesse emozioni attraverso anche da una radio, no? Possono provare anche le tue difficoltà, le tue esperienze anche che tu vivi dentro il carcere, perché magari vivendole qui dentro le poi soprattutto vengono amplificate molto, no? E l'essere privo anche di una comunicazione, magari come noi che abbiamo una comunicazione un po' ristretta con le persone dall'esterno e soprattutto con i nostri cari, questo ci rende c'è la possibilità di poter far sentire anche ai nostri parenti il nostro affetto, e quindi di saper far conoscere anche le persone che siamo comunque delle persone che hanno una speranza di voler uscire e poter di nuovo, anche nonostante i nostri errori, di poter sempre iniziare da capo, diciamo. Poi le attività che tieni impegnati anche durante la settimana, bisogna pensare a un tema, scrivere, ho visto che insomma vi preparate anche a questo momento. Sì, in teoria con Don Roberto, con Dolores e con le persone che sono, diciamo, coinvolte in questo programma qua, ci mettiamo d'accordo magari una settimana prima, poi vengono con dei fogli stampati e comunque tentiamo di organizzarci settimana per settimana anche sulle cose di attività contemporanee, diciamo le cose che succedono ora, magari sul clima, su tante cose che la gente può interessare, ascoltare e anche informarsi, anche per noi stessi che ci informiamo e sapere tante cose che succedono anche all'esterno. Sei famiglia? Sì, sono padre di famiglia, una moglie, 2 bambini piccoli, grazie a Dio sono seguito molto da loro, dalla mia famiglia, quindi questo per noi, per chi è dentro, è una forza in più, perché sanno che ci sono delle persone che, anche se tu hai sbagliato, però ti dà anche loro l'opportunità di comunque poter cominciare e capire il tuo errore e condividere anche le tue sofferenze, le tue cose che tu passi qui. Loro riescono ad ascoltarti attraverso la radio? Sono qui a Genova? Sì, vengono, soprattutto mi sentono perché a volte ho dedicato qualche musica a mia moglie o magari ho fatto gli auguri ai bambini, comunque sempre tanto di salutare a loro, e quindi per me è anche una gioia che loro mi sentono, anche un messaggio che mando anche a loro, anche mi fa piacere, anche la gente che oltre a loro mi possa ascoltare. Anche il confronto, il rapporto con le altre persone qui dentro, con gli altri ragazzi, permette di crescere, di cambiare un po' anche la strada. Certo, sì, perché comunque ognuno ha una sua difficoltà, no? E quindi sono dell'idea che uno non si deve, diciamo, allegare sulla debolezza dell'altro, però nella possibilità che uno ha di aiutare il prossimo, perché comunque questo ci insegna, nel senso, io soprattutto che sono cristiano, credo in Dio, la mia famiglia anche, quindi questo mi aiuta nella possibilità che ho di essere altruista con chi ha bisogno, quindi il carcere ti aiuta anche a vedere oltre la necessità anche delle altre persone. Immagino la felicità quando Don Roberto ha portato questa idea e quindi vi ha coinvolto in questo progetto. Sì, perché è anche una questione di fiducia da parte anche dalla direzione, dalla direttrice, perché comunque vedono anche noi, oltre ad essere detenute, anche delle persone che possono riabilitarsi, come ha detto lei, quindi questo ci dà uno stimolo in più a fare le cose che stiamo facendo un percorso, perché ognuno magari ha un percorso diverso, però alla fine quando veniamo coinvolti le stesse persone con lo stesso proposito di poter uscire, poter riabilitarsi, questo è uno stimolo in più a proseguire bene le cose, quindi per noi è anche una soddisfazione da parte nostra e anche dalla direzione. Sai già quando uscirai? Spero presto, penso tra 2 o 3 mesi, però presto. Facciamo la fine, quindi poi alla fine dici ancora una canzone, capito? Cioè, e poi fai il saluto te finale, poi vai. Sempre Servio con voi. Premetto che sono un amante della TV, in generale dei tanti canali che purtroppo non ho.
Cosa mi piace di più? Telefilm polizieschi, thriller e naturalmente sport. Devo però dire che anche i classici film in bianco e nero e i teche-teche che si vedono in questi giorni mi piacciono molto. Perché? Perché mi riportano al passato, ai ricordi. Quando sento la musica, soprattutto quella italiana, dei tempi miei, quindi tanti anni fa, mi riporta indietro. Mi ricorda delle prime ragazzine che avevo, mi ricorda dei miei figli che oramai sono grandi, mi riporta di tanti eventi felici e non, io cerco sempre di ricordarmi proprio i momenti felici, quelli negativi cerco di dimenticarli come penso tutti qua dentro. I cartoni animati no, non li voglio vedere perché mi ricordano troppo ai miei figli quando erano piccoli e sono sincero, se li guardo mi viene un magone, un nodo qua alla gola. Incontriamo proprio in questa stanza Stelvio, che lo abbiamo ascoltato anche mentre prestava la sua voce insomma alla radio. Allora subito ti chiedo questa esperienza che cosa ti sta dando? Ma diciamo che questa esperienza non è la prima, perché io da ragazzo quindi sono stato uno che aveva cominciato con le radio libere in quel di Savona. Poi avevo avuto un'esperienza con, anche qua con qualche radio di Genova. Però se devo dire questa è un'esperienza unica nel genere perché quando abbiamo deciso insieme a Don Fischer, che abbiamo fatto tutto di coppia, sembrava una cosa irrealizzabile, un sogno. Poi pian piano per la testardaggine di Don Fischer e siamo riusciti a dove penso che nessuno ancora è riuscito, perché penso di essere l'unica radio che trasmette veramente qua dentro da un carcere. E questo un onore mi riempie di una forza nuova che non avevo e ho cercato di rimettermi alla prova e adesso a 64 anni che ho è molto più difficile di quando avevo 16-17 anni. Soprattutto che impressione ti fa sapere che puoi essere ascoltato al di fuori delle carceri, quindi in un certo senso uscire da questo posto. Sì, a me piace uscire da questo posto perché dico sempre che le grate che vedete, le sbarre, non ci sono. Per noi è come se non ci fossero. Questo ha detto giusto Don Fischer prima, è un modo di vivere normale, nel normale che posso fare. Io ho la fortuna di fare il bibliotecario, quindi giro, ho ampia fiducia perché do fiducia, aiuto tanti ragazzi anche a fare istanze che come voi sapete le istanze per un avvocato sono carissime, li aiuto e questo è un modo di essere libero, il mio modo di essere libero. E la radio mi dà l'opportunità di trasmettere la mia libertà anche a quelli che la sentono di fuori. Ho conosciuto anche attraverso Don Fischer i ragazzi che fanno della sua parrocchia, che insieme fanno uno spettacolo, ho conosciuto i genitori e mi fa piacere quando dicono «Ah, ma è Stelvio quello che è», e questo mi riempie di gioia perché vuol dire che non conto zero, conto uno, ma almeno uno. C'è un bel clima tra di voi che partecipate a questo momento? Sinceramente sì, siamo combinazione di paesi diversi perché siamo 3 italiani, un sudamericano e un albanese, quindi siamo diciamo di lingua diversa però tutti siamo detenuti e il detenuto deve essere quello che dà una mano all'altro detenuto perché così si va avanti e si cerca di aiutarsi perché qua ci dobbiamo aiutare tra di noi. Abbiamo anche la fortuna e questo devo fare un plauso al nostro direttore, la dottoressa Milano, che con sensibilità ci ha permesso di fare questa radio, ci ha permesso di fare teatro, ci ha permesso di fare tanti modi di poter esprimere noi stessi, anche scuola, anche tante cose, che se non fosse stato per lei in altra maniera sarebbero giornate brutte, scure, diciamo. Il canale, l'810 se non sbaglio, si vede anche all'interno del carcere? Sì. Io purtroppo non ho quella fortuna perché stanno cercando di mettere i televisori quelli di nuova con tutti i canali, noi ne vediamo solo 10 per cui non posso e non mi sono ancora sentito. Però ho la gioia sia di Don Fischer che mi dice che ci sentono, quello anche di mia figlia che ci ha sentito, me l'ha detto e questo per me mi riempie di orgoglio anche se vogliamo dire, sono felice di questo.
Dicevi che il tuo modo di essere libero, ti posso chiedere quanto è difficile vivere all'interno del carcere? Diciamo che vivere all'interno del carcere è difficile soprattutto per i primi tempi, i primi giorni, quando sei solo, quando magari non sei abituato al carcere, quindi ti devi adeguare alla vita del carcere. E secondo quando siamo delle volte in cella si è anche in 6 in 8, quindi culture diverse, usi diversi, modi di mangiare diversi, quindi lì è un pochettino problematico. Poi pian piano che passano i tempi, i mesi, gli anni direi, riesci ad avere una tua identità, ecco, un'identità che io ho 6 anni che sono direttamente qua e mi sono fatto un'identità da qualche anno, quindi subito non l'ho fatta, però pian piano ho fatto lo scopino, ho fatto qualcosa che anche quello serve perché ti rende la mente un po' sciolta da tutti i pensieri, i problemi. Una volta fuori dal carcere ti piacerebbe mantenere il contatto con la radio? Sì, è una cosa che ho già espresso, dovrebbe mancarmi poco, per cui ho già dato la mia disponibilità a Don Roberto a seguirlo sia in radio sia come volontariato al Gaslini a San Martino e intendo fare anche qualcosa per i miei compagni detenuti dal di fuori, nel senso che dobbiamo tutti, non che quando apre l'ultimo portone, si chiude l'ultimo portone, diciamo ho passato via tutti, no, dobbiamo cercare di fare che quelli che sono al nostro posto debbano vivere la giornata meglio che possono, aiutarli in tutti i sensi. Allora, in conclusione possiamo dire che questo percorso di riabilitazione un po' di speranza alla porta? Sicuramente sì, qua è importante crederci di arrivare e credere anche in quello che vuoi fare. Io, se mi posso permettere, faccio parte da 6 anni del gruppo liturgico di Don Paolo, sono stato per diverso tempo capogruppo, faccio anche il corso spirituale della Rosi, che è un'assistente di Don Paolo, una volontaria, e per avvicinarsi di più al Signore. E devo dire che io sono cambiato da quando sono entrato, l'ho sempre detto, io sono sempre stato un tipo tosto, arcigno, un po' testardo, e con l'età diventi ancora di più. Mentre invece qua ho imparato anche, non dico proprio a dare l'altra guancia perché è difficile, però ad avvicinarmi, a non essere magari più aggressivo, a capire e soprattutto una cosa molto importante, ad ascoltare, perché il carcere è ascolto, perché tutti hanno dei problemi e se tu li ascolti sono felici di essere ascoltati. Secondo stare a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, e poi la strada la trovi da te. Certo è l'isola che non c'è, forse un sogno o forse fantasia, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. E ora sei quasi convinto che non esiste l'isola, che non c'è. Con questo volevo salutare, se posso permettermi, questi ragazzi di Telepace che io ringrazio che sono venuti qui a riprenderci e tutti i loro radioascoltatori che ci ascoltano. Da Radio Tra le Note, da Aldo Pazzia, ci sentiamo al più presto. Ciao a tutti! Termina qui il nostro percorso di oggi, come già era accaduto qualche tempo fa quando abbiamo visitato la casa circondariale di Chiavari. C'è stata l'occasione appunto anche di poter entrare nel carcere di Genova Marassi. Per questo ringraziamo la direttrice Maria Milano, ringraziamo Paola Fiori che ha curato l'organizzazione e ci ha permesso di raccontare queste storie speciali, così come il vicecomandante Alessandra Arcuri che ci ha accompagnato in questo percorso. Per il direttamente su ci ritroviamo lunedì prossimo, grazie per averci seguito, da Genova è tutto, arrivederci.